Scuole più di 1000 i posti ancora vacanti, mancano 730 prof e 330 amministrativi. I dati sono stati resi noti dall'ufficio scolastico provinciale al termine delle complicate operazioni di immissioni in ruolo. Apriamo con questa notizia la rassegna stampa di oggi, venerdì 30 agosto. C'è questo articolo di Paola Dallanese sul Corriere delle Alpi, un approfondimento che riguarda il mondo della scuola. Mentre le operazioni di aggiudicazione delle cattedre in ruolo per i docenti sono alle battute finali, l'ufficio scolastico provinciale fornisce i numeri relativi alla carenza di personale nelle scuole bellunesi. Per quanto riguarda i docenti, se in questi giorni sono state 80 le assunzioni a tempo indeterminato di insegnanti reclutati da graduatorie di esaurimento, graduatorie di merito da concorso e prima fascia, da graduatorie provinciali delle supplenze, sono ancora disponibili 730 posti tra diversi ordini e gradi di scuola in provincia di Belluno, fa sapere il direttore dell'ex provveditorato Massimiliano Salvador. Posti che dovranno essere assegnati a partire dal 2 settembre a personale supplente da reclutare appunto dalle graduatorie di seconda fascia. Laddove non ci saranno persone disponibili, toccherà alle scuole chiamare i docenti fino ad arrivare ai registri delle messe a disposizione. E per quanto riguarda il personale amministrativo le cose non vanno meglio. Ad oggi sono stati assegnati in ruolo 36 posti di bidello, 9 di assistente amministrativo e 5 di assistente tecnico, ma restano scoperti ancora 330 posti. La prima campanella sarà mercoledì 11 settembre per 20.881 studenti, quindi 11 settembre l'inizio della scuola, e sono quasi appunto 21.000 gli studenti che quest'anno siederanno tra i banchi dei 33 istituti scolastici bellunesi. E poi ancora c'è un articolo che riguarda le spese per la scuola. Le famiglie bellunesi e la spesa per la scuola, appunto, aumenti contenuti con più figli è dura. Nel 2024 pagheranno per ogni figlio una media di 591 euro, l'educazione dei ragazzi è diventata un lusso, ma qui resistiamo. E ne scrive Alessandro Michielli. Le vacanze estive sono ormai giunte agli sgoccioli e per i giovani bellunesi si avvicina il ritorno tra i banchi di scuola. Ma cosa devono aspettarsi le famiglie in termini di spese dei materiali scolastici? Secondo l'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, nel complesso sarà una stangata. Le associazioni, infatti, prevedendo un aumento dei prezzi dei testi scolastici superiore all'inflazione con un più 3% e un più rispetto al 2023 e un più 8,1% rispetto al 2022. La spedia media per studente si aggirerà intorno ai 591 euro, quindi veramente cifre elevate. I libri pesano meno, ma la cartoleria costa, la crescita dei prezzi è costante, non pesa solo l'inizio dell'anno scolastico, i quaderni e le penne vanno ricomprati fino a giugno. E ci sono alcune testimonianze appunto di alcune mamme bellunesi. E poi cambiando argomento, UNESCO premia l'estate, ci sono queste pagine con delle grandi foto, boom di turisti nella stagione calda, stabili i numeri dell'inverno, ne scrive Francesco Dalmas. Il turista straniero preferisce le Dolomiti d'estate. L'anno scorso infatti gli arrivi sono stati 362.000 da giugno a ottobre, con il mese di luglio a produrne ben 107.000. Gli italiani nello stesso periodo sono risultati 505.000, gli stranieri superano gli italiani in giugno, in luglio li doppiano in settembre e li sopravanzano pure in ottobre. Pare che questo trend si ripeta anche quest'estate, stando almeno ai dati regionali di giugno. Quindi il marchio UNESCO dà i suoi frutti, e se 14 anni fa gli arrivi per lo sci erano stati 348.000, nel 2022-23 erano saliti di poco, 374.000, e invece sono raddoppiati gli ospiti da giugno a ottobre. Si è passati da 493.000 nel lontano 2009 agli attuali 827.000, quasi 828.000. I laghi si sono svuotati, la laminazione schiaffo per chi lavora. Peterle dell'Alpago: abbiamo chiesto di ritardare l'operazione, la risposta è no, e Bottacin: bisognerebbe rimodulare gli scarichi delle nostre dighe. E c'è questo articolo che riguarda sempre il turismo bellunese, destagionalizzare il turismo, se i laghi, una delle principali attrazioni del bellunese, cominciano a svuotarsi già dopo Ferragosto. In effetti non ha alcun senso, rispondono Alberto Peterle, sindaco del Pago, e Mario Troian, assessore di Sospirolo. Il lago di Santa Croce, poco più di una settimana, è sceso da quota 300
84, qui c'è qualche, ah sì, a 383 metri, quindi un metro in meno. In prosciugamento anche il lago del Mis. Peterle ha avuto un colloquio l'altro ieri con l'Enel per verificare se è possibile ritardare le operazioni di 2 o 3 settimane al massimo. Si è sentito rispondere di no, perché l'Enel si limita ad applicare un obbligo dettato dall'autorità di bacino. Sulla medesima lunghezza d'onda anche l'assessore Troian di Sospirolo, anche il lago del Mis assicura importanti attività turistiche, in questo periodo i malumori degli ospiti si fanno sentire. E poi c'è l'intervento di Bottaccin, l'assessore Bottaccin, l'assessore regionale. La risposta che ho ricevuto è che per ritardare lo svuotamento dei bacini bisogna avere la possibilità di modulare gli scarichi quando è in arrivo la Brentana. Siccome gli scarichi delle nostre dighe sono stati fatti non per le piene ma per produrre energia, vanno rigenerati. Andiamo avanti, sempre sul Corriere delle Alpi, passiamo alle pagine di Feltre che parlano di strade e piazze sicure per auto, bici e pedoni con nuove asfaltature, grazie ai fondi per i comuni di confine. Pianificato il pacchetto interventi da 500.000 euro e Bona dice valutate le criticità in centro, periferia e frazioni, ne scrive Raffaele Scottini. Viabilità e sicurezza per automobilisti, ciclisti e pedoni. Queste le priorità individuate dall'amministrazione, che ha deciso di investire un altro mezzo milione di euro dei fondi di confine sulla rete stradale e le infrastrutture collegate, proseguendo sulla linea intrapresa in questi anni per rimettere in sesto un po' alla volta la rete viaria feltrina. Una sfida non semplice, visto che, come noto, il Comune deve gestire circa 250 km di strade di competenza e visti anche i costi sempre maggiori per interventi di manutenzione straordinaria. E per questo l'amministrazione ha deciso di tenere il ritmo di mezzo milione di euro l'anno attingendo ai fondi di confine, come ha già iniziato a fare preparando 2 pacchetti di asfaltature. E poi ancora andiamo avanti, leggiamo una notizia che riguarda la chiesa, ritorno in Valbelluna per Don Fulvio Silotto, nuovo parroco a Lentiai. Il sacerdote di Gaierine guidò la comunità di Carve di Mel alla fine di ottobre l'insediamento solenne nell'arcipretale, ne scrive Alex De Boni. Don Fulvio Silotto è di nuovo arciprete di Lentiai. La nomina è stata annunciata dal vescovo di Vittorio Veneto, Corrado Pizziolo. È dunque arrivata la tanto attesa fumata bianca per la comunità della Sinistra Piave che aspettava da un mese circa di conoscere il successore di Don Luca Martorell, destinato a sua volta a gestire le parrocchie di Chiarano, Fossalta Maggiore, Cavalier, Cessalto, Santa Maria di Campagna e Sant'Anastasio. Don Silotto arriva dal Coniglianese, dal 2018 era infatti arciprete di Ogliano e parroco di Scomigo. L'ingresso solenne a Lentiai è previsto per il tardo pomeriggio di sabato 26 ottobre ed era già stato parroco di Carve di Mel. E ancora i cani da ricerca per le calamità si alleneranno a Provagna. Ieri è stato siglato un accordo tra Comune e Soccorso Alpino per l'utilizzo del campo da calcio. L'area diventerà punto di riferimento per le unità cinofile di tutta la provincia e ne scrive Enrico De Coll. Il Soccorso Alpino avrà a Longarone un centro di riferimento fisso per le esercitazioni delle unità cinofile. Grazie all'interessamento del Comune di Longarone, infatti, è in via di definizione una convenzione per utilizzare il campo sportivo della frazione di Provagna come base operativa per le costanti esercitazioni dei cani utilizzate nelle operazioni di soccorso. Sono una quindicina i soccorritori a 4 zampe in servizio attivo e a breve ci sarà appunto un'apposita convenzione con il Comune per la concessione degli spazi, indicativamente 2 volte al mese, per le attività con i cani. Vediamo un po', anzi ci fermiamo qui al Corriere e passiamo al Gazzettino, leggiamo l'altro quotidiano locale dove nelle prime pagine si parla di lupo, del problema lupo. Cattura o tutela, Treviso è privilegiata. Dopo la decisione di mobilizzarne uno nella Marca, la reazione bellunese. Dario Bond dice: possibile che ci siano esemplari di serie A e di serie B? Ci sono lupi di serie A e di serie B, ironizza Dario Bond, presidente del Fondo Comuni di Confine, venendo a sapere della decisione della prefettura di Treviso di catturare il lupo che sta destando preoccupazione nella provincia limitrofa. La storia è questa. Dalle prealpi venete un esemplare di lupo raggiunge un'area fortemente antropizzata, avvicinandosi alle case e iniziando a predare ciò che trova. Cervi e caprioli, spingendosi sempre più a valle, non ne incontra più. Il suo tragitto segue l'asse del Piave, ignorando il fatto che quell'habitat, poco riparato, per lo più pianeggiante, privo di foreste e ripari, non si presti per nulla alle sue necessità biologiche.
e quindi la prefettura di Treviso ha deciso appunto, ha istituito un tavolo con i sindaci e persino con la regione nella foresta del Cansiglio e quindi in Alpago, dove negli ultimi anni si stima abbiano chiuso 40 aziende agricole su 100 nell'Alto Feltrino. Quindi ci si chiede se appunto Treviso sia privilegiata. C'è questa protesta perché Bond si rivolge alla politica criticando una presunta linea preferenziale per la gestione immediata della situazione trevigiana, occasionale rispetto a quella che ormai si può definire convivenza con il predatore nella montagna bellunese, e ne scrive Luca Veceglio. Quando il lupo mangerà uva inizieremo a gestirlo, questa un'altra frase detta da Gianluca Dal Borgo, sindaco di Chiesa, ancora un anno fa, che come i suoi colleghi alpagoti è quotidianamente alle prese con il problema lupo e con le lamentele dei cittadini. Mi dicono che la sessione è scaduta, aspettate un attimo che rientro nel gazzettino, c'è stato probabilmente un problema, datemi un secondo che rientro nel giornale, se riesco, appunto è tutto bloccato, scusate l'inconveniente, eccoci qui. Torniamo all'interno delle pagine che riguardano la provincia di Belluno. Appunto leggevamo gli articoli che riguardano il problema lupo, ne leggiamo un altro che riguarda invece il carcere di Belluno. Ne scrive Olivia Bonetti: carcere sovraffollato e vecchio, tanti lavori da fare. Più del 20% in più della capienza consentita, vecchio, senza acqua calda nelle camere, con tanti problemi. È questo quanto emerso ieri dalla visita in carcere a Valdeniche effettuata dalla delegazione della Camera Penale Bellunese Odorico-Larese, presieduta dall'avvocato Marco Cason, nell'ambito dell'iniziativa promossa dall'Osservatorio Nazionale Carcere del UCP ristretti in agosto. In sopralluogo ieri i consiglieri del direttivo della Camera Penale Bellunese, l'avvocato Gianluca Nicolai e l'avvocato Tullio Tandura. Era presente anche il senatore Luca De Carlo, sono stati accompagnati dalla direttrice Tiziana Paolini, che sostituisce la precedente referente della casa circondariale, che è attualmente in aspettativa. Alla delegazione i detenuti hanno tenuto a sottolineare che i disordini accaduti nei primi giorni di agosto non sono una rivolta, come è passato alle cronache. Si sarebbe trattato, ci hanno riferito, dice appunto Nicolai, di un normalissimo screzio tra 2 o 3 detenuti che forse potrebbero aver bevuto, hanno dato in escandescenze. E poi si è parlato appunto dei problemi, è presente il 20% in più dei detenuti della capienza e ci sono tanti lavori da fare perché la struttura è vecchia. Appunto, come dicevamo, un buon numero di persone lavorano all'interno del carcere, ma le stanze dedicate non sono molte e ci sono code per poter essere impiegati. Andiamo avanti, vediamo un po', leggiamo una notizia che riguarda la sanità. Dimesso e morto 2 medici indagati. Gianfranco Alberti, 79enne di Cortina, è morto a seguito di una dissecazione aortica dopo l'inserimento di stent. È il primo risultato dell'autopsia che si è svolta ieri a Belluno, presente anche i consulenti dei cardiologi finiti sotto inchiesta. Una dissecazione aortica che non gli ha dato scampo. È morto così Gianfranco Alberti, 79 anni di Cortina. Il pensionato aveva appena messo piedi in casa il 19 agosto scorso, dopo essere stato ricoverato per qualche giorno in cardiologia dell'ospedale San Martino di Belluno. Aveva subito un intervento con il posizionamento di stent per problemi di cuore che erano emersi e dimesso è deceduto. Ieri all'obitorio di Belluno si è eseguita l'autopsia. Ora ci vorranno mesi per avere le risposte alle domande della procura, che ha incaricato il medico legale Antonello Cirnelli di Portogruaro per far luce su quella morte sospetta. Il PM ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo con responsabilità colposa per morte in ambito sanitario. Sono 2 i medici iscritti nel registro degli indagati: il primario del reparto, in cui ha trascorso diversi giorni di degenza, il 79enne, e il medico che gli ha messo gli stent sul cuore. E appunto dopo l'udienza ieri si è proceduto all'esame e una prima risposta c'è stata subito dopo. Si parla di dissecazione aorta toracica e l'uomo sarebbe morto per questa causa. Ora la procura vuole chiarire se nel corso del ricovero i cardiologi potevano o meno capire dell'esistenza di un problema all'aorta. Per questo ci vorrà tempo e l'analisi approfondita di tutti i prelievi effettuati ieri.
Con questa notizia andiamo a chiudere la rassegna stampa di oggi, vi aspettiamo puntuali domattina sulle frequenze di Radio Piave e poi sulla pagina Facebook e canale YouTube dell'Amico del Popolo. A tutti grazie mille per l'ascolto, buon venerdì e buon fine settimana, a prestissimo.